Le falde dei monti della valle dove dovrebbe sorgere la diga sono classificate al grado più alto di pericolosità. Quindi si potrebbe avere un altro Vajont. Gli stessi progettisti dicono che nel caso del crollo della diga, ammesso che la diga crolli, a cascata le acque arriverebbero fino a Piazzola sul Brenta. 5 associazioni del Bassanese dicono no alla diga sul Vanoi nelle zone a confine tra Trentino e Veneto. Un progetto che vede le prime bozze di idee ancora negli anni '20 del secolo scorso e che oggi è stato totalmente rinnovato. Se ne parla da decenni perché viene vista come una delle uniche soluzioni per contrastare la siccità che sta caratterizzando le ultime estati anche nella nostra regione. Ma restano i dubbi sulla reale fattibilità e sulla sicurezza di una diga simile. Facchinello ricorda che già tra Trentino e Bellunese ha preso il via una mobilitazione popolare contro la diga del Vanoi e la diffida, afferma del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al consorzio di bonifica Brenta a non dare seguito al progetto. Da Bassano si alza la voce di un nuovo comitato costituito da queste 5 associazioni: la Romano Carotti, Italia Nostra, Consulta per l'Ambiente, Acqua, Bene Comune e Aria, che chiede che la questione venga portata alla cittadinanza e si opti per un'alternativa. Perché abbiamo bisogno di una diga? Per poter irrigare a valle. Allora c'è tutto il discorso dell'uso dell'acqua che si fa a valle, il tipo di irrigazione che si fa a valle, il tipo di culture che si fa a valle. E quindi su questo che noi vorremmo che anche i bassanesi riflettessero. Non è che sempre la montagna deve pagare per la pianura, ma che la pianura dovrebbe fare una riflessione su quelle che sono forme alternative.